In questi giorni per i Vigili del Fuoco si parla di rinnovo contrattuale. Il contratto è fermo da 8 anni e ormai è giunto alla firma. Si sono riuniti tutti i vertici dei Vigili del Fuoco con le organizzazioni sindacali e si sta raggiungendo un accordo che è quantificato in circa 85 euro medie lorde mensili, con il rinnovo contrattuale per i Vigili del Fuoco, che però è un rinnovo che non riesce a colmare la differenza di stipendiali che c'è tra i Vigili del Fuoco e le altre forze di polizia. Un altro problema che affligge i Vigili del Fuoco in questo periodo è che è stato soppresso il servizio mensa per le sedi distaccate che sono inferiori alle 15 unità. Problema che è nato dal fatto, sopprimendo la mensa, ci hanno erogato il buono pasto. Con questo buono pasto ovviamente noi non avremo più diritto a un pasto caldo, ma dovremo portarci a mangiare, tra virgolette, da casa e poi scaldarlo in servizio. A Catania invece un problema nato negli ultimi giorni è quello dell'emergenziamento. Emergenziamento che è stata gestita con il richiamo di squadra straordinaria di altri comandi della Regione Sicilia e che ha raggiunto un picco massimo di interventi di circa 300 interventi in coda. Per cui a Catania adesso ci servono più mezzi per poter supplire alle carenze che ci sono per svolgere gli interventi di soccorso tecnico urgente.